Buonasera, eccoci insieme con il capitolo 6 degli Atti degli Apostoli e ancora una volta sottolineeremo come l'organizzazione sia sempre la base di ogni attività e con essa proprio anche l'attività. Coloro che sono organizzati devono essere attivi, perché non basta essere organizzati, ma bisogna essere attivi, operativi. È necessaria anche la delega, perché coloro che si organizzano e che sono attivi devono anche ramificare le loro potenzialità. La Chiesa cristiana di ogni tempo deve sapere che i nemici sono sempre in agguato. E quindi svilupperemo la nostra riflessione questa sera proprio attraverso questi tre titoli che abbiamo visto scorrere: organizzati e attivi, necessità della delega e nemici in agguato. Questi operai potenti, che è il terzo punto del nostro schema, è un'altra delle caratteristiche che osserveremo nel capitolo 6, perché questi uomini saranno 7, particolarmente quelli dei quali parleremo, sono 7 uomini operai, ma sono potenti, non sono operai come tutti gli altri. E allora ecco, organizzati attivi, necessari alla delega, operai potenti e nemici in agguato. Una preghiera per cominciare nel modo migliore lo stare insieme. Signore che sei nei cieli, Padre buono e onnipotente, benedici questo incontro online. Benedici questa modalità che sarà ancora una delle caratteristiche della tua Chiesa nel mondo, Signore. Rendici degni di questo servizio, Signore. Vogliamo essere operai potenti. Vogliamo essere operai che delegano, Signore. Vogliamo essere consapevoli che ci sono i nemici, ma non c'è nessun nemico che ci può sconfiggere, perché tu sei colui che organizza, colui che attiva i suoi figli. E noi siamo tuoi figli, Signore. Benedici chiunque è all'ascolto. Benedici chiunque ascolterà più tardi, Signore, in altri momenti. Ti preghiamo perché questa trasmissione, la vogliamo chiamare così, possa essere diffusa e possa essere di testimonianza per molte persone. Non lo facciamo per il nostro orgoglio, tu lo sai, Signore, che noi non lo facciamo per il nostro orgoglio, ma lo facciamo per il nome potente di Gesù Cristo. A Lui sia la gloria. Solo a Lui sia la gloria. Amen. Bene, dunque la lettura del capitolo 6 ci accompagni in questa prima parte dello stare insieme. In quei giorni, moltiplicandosi il numero dei discepoli, sorse un mormorio da parte degli ellenisti contro gli ebrei, perché le loro vedove erano trascurate nell'assistenza quotidiana. I 12, convocata la moltitudine dei discepoli, dissero: non è conveniente che noi lasciamo la parola di Dio per servire alle mense. Pertanto, fratelli, cercate di trovare fra di voi 7 uomini dei quali si abbia buona testimonianza, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Quanto a noi, continueremo a dedicarci alla preghiera e al ministero della parola. Questa proposta piacque a tutta la moltitudine e dell'essero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmena e Nicola, proselito di Antiochia. Li presentarono agli apostoli, i quali, dopo aver pregato, imposero loro le mani. La parola di Dio si diffondeva
e il numero dei discepoli si moltiplicava grandemente in Gerusalemme e anche un gran numero di sacerdoti ubbidiva alla fede. Ora Stefano, pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e segni tra il popolo, ma alcuni della sinagoga detta dei liberti, dei Cirenei, degli Alessandrini e di quelli di Cilicia ed Asia, si misero a discutere con Stefano e non potevano resistere alla sapienza e allo spirito con cui egli parlava. Allora istigarono degli uomini che dissero: noi lo abbiamo udito mentre pronunciava parole di bestemmia contro Mosè e contro Dio. Essi misero in agitazione il popolo, gli anziani, gli scribi, e venutigli addosso lo afferrarono e lo condussero al Sinedrio e presentarono dei falsi testimoni che dicevano: questo uomo non cessa di proferire parole contro il luogo santo e contro la legge. Infatti lo abbiamo udito affermare che quel Nazareno, Gesù, distruggerà questo luogo e cambierà gli usi che Mosè ci ha tramandati. E tutti quelli che sedevano nel Sinedrio, fissati gli occhi su di lui, videro il suo viso simile a quello di un angelo. Amen. Questa è la parola di Dio. Dunque, abbiamo visto che gli ellenisti e gli ebrei sono a confronto. Va detto immediatamente che gli ebrei sono i residenti proprio a Gerusalemme, nella Giudea, nella Galilea, anche nella Samaria, che non si sono mai, prevalentemente nella Giudea, che non si sono mai spostati, mentre gli ellenisti sono quegli ebrei circoncisi anche, che si sono mossi da Gerusalemme, dalla Giudea, e sono andati nelle prime diaspore, quelle precedenti alla grande diaspora che sarà successiva alla caduta di Gerusalemme e del suo tempio del 70 d.C., il lavoro compiuto e il delitto commesso dall'imperatore romano Tito, e che peraltro non era l'imperatore in quel momento lì, l'imperatore era Vespasiano, Tito diventerà l'imperatore, ma comunque per sintetizzare, diciamo così. E questi ebrei della diaspora vivevano nell'area ellenistica, nell'area greca, e questi ellenisti si lamentano, come abbiamo udito, il mormorio nella Chiesa, perché le vedove elleniste sono trascurate. Insomma, gli ebrei della diaspora sono convinti che ci siano delle preferenze, che i 12 stiano facendo in un certo senso prevalere coloro che sono le vedove del territorio, no? Che ci sia, come si potrebbe dire oggi, una sorta di razzismo. E i 12 convocano l'assemblea. La parola noi dobbiamo servirla, la predicazione noi dobbiamo fare, ma c'è un'altra urgenza che è quella delle mense, e allora ecco che vengono definite quasi delle aree separate. Tutti coloro che sono in servizio dovranno in un certo senso lavorare in modo diverso da coloro che invece sono impegnati per la preghiera e la predicazione. Naturalmente, nel momento in cui parliamo di separazione, dobbiamo precisare che la separazione è quella dei ruoli, ma non c'è la separazione di intenti, perché l'unità si manifesta proprio nella forza complessiva di questi discepoli, che sono gli uomini di Dio, e quindi l'utilizzare il termine separati non ci deve far comprendere a in un certo senso una disunità, ma ci deve far capire proprio che il servizio rispetto alla parola e alla predicazione implica dei ruoli diversi. La distinzione dei ruoli è sempre
urgente e quindi è sempre urgente avere anche un momento in cui si decide le deleghe. Allora ecco che la distinzione dei ruoli porta alla definizione delle deleghe e gli apostoli dicono quasi, come si suol dire oggi, contatevi, guardatevi, cercate al vostro interno 7 uomini che debbono essere caratterizzati da determinate prerogative. Quindi cercate tra di voi 7 uomini, ma attenzione a chi state scegliendo. Voglio sottolineare che questo numero 7 è un numero che ci induce ad interrogarci. Perché proprio 7? Ma io mi sentirei di rispondervi così, perché innanzitutto è un numero dispari e quindi c'è anche una pluralità, ma anche nel rispetto di personalità diverse che possono far vedere delle differenze anche numeriche. Ma poi perché 7? Perché non sono né pochi né tanti. Se noi ci pensiamo, 7 è un numero abbastanza sensibile per l'antichità, è un numero che indica in questo contesto che non è un numero magico. Nella Bibbia non c'è solo magia, naturalmente, l'abbiamo più volte detto, no? È un numero che indica comunque che questi uomini non sono pochi, sono un numero discreto, ma non sono neanche tanti. Questo peraltro non deve farci arrivare alla conclusione che i diaconi nelle chiese devono essere sempre 7, perché sarebbe una conclusione inopportuna. Debbono avere determinate caratteristiche, sì, se così possiamo chiamarle. Debbono avere una buona fama, di essi si deve dire bene, cioè non devono essere persone delle quali l'assemblea e anche coloro che sono fuori dall'assemblea dicono ma sono discutibili, no? Buona fama, ma soprattutto devono essere pieni di spirito. E qui ci vuole la capacità degli apostoli di verificare poi la pienezza dello spirito di costoro. E devono essere anche sapienti, devono sapere quello che si fa. Sono 7 persone che noi nominiamo, perché il Signore chiama sempre per nome i suoi figli. E oggi noi ci nominiamo con il nome e il cognome, quella volta non era così, però i loro nomi sono segnati nella storia e sono nomi che tagliano proprio la storia della prima Chiesa e la confermano Chiesa potente e operativa. Uno si chiama Stefano, l'altro si chiama Filippo e poi c'è Procoro, Nicanore, Timone, Parmena, Nicola di Antiochia, ci precisa la parola. Anche per loro c'è l'urgenza, come vedremo, farà Stefano, di predicare e di confermare la fede attraverso i comportamenti, ma soprattutto debbono essere utilizzati per le cose pratiche. Tanto è vero che abbiamo visto che debbono assistere quelle vedove ellenistiche che sono senza assistenza. Per loro il percorso è quello di giungere alla conferma attraverso la preghiera. E quindi ecco che la parola dice che vi è la preghiera e vi è l'imposizione delle mani. Sarebbe errato credere che questa imposizione delle mani dà a loro lo Spirito Santo, perché noi abbiamo visto precedentemente che è scritto che debbono essere ripieni di Spirito Santo. Quindi la prerogativa era quella che ce l'avessero. Ma c'è questo ulteriore atto che è una sorta di accompagnamento e di benedizione. La soluzione pratica, quindi,
la parola è diffusa e i discepoli si moltiplicano. La soluzione pratica, la risoluzione del problema, è questi apostoli che hanno ascoltato la protesta, tra virgolette, degli ellenisti e che sono arrivati a questa soluzione, vedono maturare ciò per cui loro avevano lavorato. Gli apostoli avevano lavorato attraverso questa operatività della deroga e una volta derogato, ecco che i discepoli si moltiplicano. La buona Chiesa fa crescere e la crescita è una dimostrazione che si sta andando nella direzione giusta. I sacerdoti persino, cioè i più rigorosi di coloro che vivevano la fede ebraica, coloro che miravano al sacrificio dell'animale, il sacrificio come atto rituale e come atto propiziatorio per il perdono dei peccati, si convertono. Quasi la parola non lo sottolinea in questo contesto, ma sembra quasi che lo dica tra le righe, come si dice, che questi sacerdoti si rendono conto che il vero sacrificio non è quello dell'animale sull'altare, ma è quello di Cristo. E tra coloro che si convertono è forte la presenza di Stefano, pieno di grazia, di potenza. Fa grandi segni Stefano. Stefano è uno di questi 7 che si caratterizza per grandi segni. Gli altri non sono chiamati nella parola in questo modo, anche se probabilmente anche gli altri si distinguono in questo senso, ma Stefano veramente fa grandi segni. Questi grandi segni non è precisato di che segni si tratti, ma dato il contesto che abbiamo trovato è probabile ed è possibile che si tratti di guarigioni. Comunque, fossero o non fossero guarigioni, si tratta di grandi segni. Ed ecco che compaiono sulla scena alcuni della sinagoga dei liberti. Questi liberti sono stati presi prigionieri ai romani e sono stati liberati, hanno la libertà. E fa quasi sorridere il fatto che essi, che hanno ricevuto la libertà e che erano prigionieri, oggi quasi si incagliano in una nuova prigionia, non riescono a capire la libertà di Cristo. E questi appunto che vengono a Cirene, da Alessandria, dalla Cilicia, se guardiamo nella carta geografica scopriamo che tutta l'area orizzontale del Mar Mediterraneo meridionale, quasi da ovest a est, vengono da tutte le aree del Mediterraneo, discutono con Paolo e discutono, scusate naturalmente, discutono con Stefano e discutono in modo veramente forte e determinato, però non possono resistere, abbiamo detto, alla potenza di Stefano. Sono invidiosi o cercano dei nemici comuni e vanno a istigare infatti gli anziani, gli scribi, per cui ci sarà un processo in Sinedrio, nel tribunale ebraico. Il processo che mette sotto accusa Stefano parla di falsità, ma anche di parole contro il luogo, contro la legge. Sembra che Stefano abbia detto che Gesù distruggerà il Tempio, che cambierà gli usi. E in effetti coloro che accusano Stefano hanno capito alcune cose del messaggio di Stefano. Stefano non parla contro la legge, ma mette in evidenza che c'è una nuova legge, che è la legge di Cristo risorto, la legge che perdona comunque il colpevole se riconosce che Cristo è il Salvatore. Anche per noi oggi, se noi riconosciamo che Cristo è il Salvatore, i nostri peccati, tutti abbiamo peccato tutti, i nostri peccati sono perdonati.
E nell'accusa che fanno a Stefano c'è un'altra cosa abbastanza vera che viene sottolineata di Stefano, che Gesù distruggerà il Tempio. La distruzione del Tempio non è una distruzione fisica, Gesù non dà colpi di piccone contro le pietre, ma è una distruzione teologica, ecco, diciamo così. Cristo è il vero Tempio, il sacrificio è Lui, non c'è più bisogno dell'animale e quindi il futuro ci riserverà poi un'altra sorpresa, che il Tempio sarà distrutto veramente, come dicevo prima, dai Romani nel 70 d.C., Tito, il figlio dell'imperatore Vespasiano, che diventerà a sua volta poi l'imperatore di Roma, ecco che ha distrutto il Tempio, ha distrutto la città di Gerusalemme e sono stati cambiati gli usi. E tutto questo è sotto la dinamica di Dio, è sotto la luce e la potenza e la volontà di Dio. E Gesù del resto aveva detto che il Tempio sarebbe stato distrutto. Andiamo a scoprire che cosa sta scritto in Giovanni tra i versetti 21 e 26 del capitolo 4. Eccolo che è già inquadrato per noi. Gesù sta parlando con una donna samaritana, le dice: donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre, né in Samaria, sottinteso. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e in verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e in verità. La donna gli disse: io so che il Messia, che è chiamato Cristo, deve venire. Quando sarà venuto ci annunzierà ogni cosa. Gesù le disse: sono io che ti parlo. Ecco che Stefano sta sostanzialmente dicendo ai suoi concittadini di Gerusalemme la stessa cosa, che è Gesù che ha completato la legge, non l'ha cambiata, l'ha completata. E stava dicendo due cose che hanno una forte valenza storica. Gesù è il vero Tempio e un'altra cosa profetica: il Tempio sarà distrutto. È doppiamente vero quindi che Gesù distrugge il Tempio, e l'invasione romana del 70 d.C., a cui facevo riferimento prima, è un'altra prova del compimento della distruzione. Stefano e il Sinedrio lo vedono e guardate un po' che cosa è scritto. È scritto che il suo viso appariva come il viso di un angelo. Vado a leggerlo esattamente come il testo lo propone. Ritorno quindi agli Atti degli Apostoli. E tutti quelli che sedevano nel Sinedrio, fissati gli occhi su di lui, videro il suo viso simile a quello di un angelo. Mi sembra molto interessante questo aspetto, perché mi pare di capire che costoro hanno veramente visto la verità. Allora non hanno visto soltanto un uomo, uno dei 7 che parlava, ma hanno visto qualcosa di più. E allora chi vede qualche volta fa finta di non vedere, e qui si apre un discorso sulle colpe e sulle responsabilità di chi vede e fa finta di non vedere. Per avviarmi alla conclusione di questa riflessione, vorrei fare alcune considerazioni, ne ho sottolineate negli appunti che ho preso una decina, 12 per l'esattezza.
Le 12 considerazioni sono queste. I discepoli si moltiplicano. Prima considerazione, quando si fa le cose bene, come questa Chiesa primitiva, si osserva la moltiplicazione. Quando cresce il numero vuol dire che c'è un segnale anche da parte del Signore di approvazione dell'assemblea. Il secondo punto di riflessione è che la Chiesa vive anche momenti di dissenso. È possibile che all'interno della Chiesa si manifestino momenti di dissenso. Avete sentito? Gli ellenisti che litigano, tra virgolette litigano, con i giudei perché dicono: le nostre donne voi non le considerate, abbiamo delle vedove e non pensate a loro. Com'è possibile che non pensiate a loro? È un elemento di dissenso questo che emerge, al quale c'è una risposta. E il punto di riferimento numero 3 della mia riflessione è che ci si deve preoccupare del dissenso. Ci si deve preoccupare del dissenso e bisogna ascoltare. Naturalmente bisogna ascoltare le persone che parlano e che fanno capire qual è il motivo del loro dissenso. Perché se qualcuno esprime come motivazione del dissenso una motivazione che non ha un fondamento biblico razionale, è un dissenso che rimane sul piano della contestazione e della protesta o magari della critica all'autorità. Dipende da quello che succede nelle varie comunità. Il punto di riferimento che noi dobbiamo comunque osservare è che ci si deve preoccupare del dissenso e bisogna ascoltare. La quarta informazione e riflessione che proviene da questo testo è che bisogna saper delegare, perché delegare è importante, non possono fare tutto 2, 3 o 4, ma debbono utilizzare le risorse della comunità nella quale operano. E per utilizzare le risorse di questa comunità bisogna anche sapere guardare le risorse. Il punto di riferimento numero 5 è che bisogna dedicarsi a parole e ministero. Il punto di riferimento che io ho elaborato come numero 5 mi fa comprendere che la parola e il ministero, cioè l'educazione alla parola, sono importanti. È importante non soltanto raccontare le grandi notizie che riguardano la salvezza, ma anche costruire un gruppo di lavoro che possa poi essere continuativo dal punto di vista ministeriale, diciamo così, di questa parola. È necessario quindi costruire sempre dei discepoli. Il punto di riferimento numero 6 mi fa comprendere che bisogna essere delicati. Anche questa è una lezione che ci viene. Qui non c'è nessun isterismo, non c'è nessun gesto di rabbia, nessuna protesta, nessuna bandiera bruciata. Sapete che molte volte, io che sono datato, ricordo quando nel 1970-71 alcuni giovani molto impegnati politicamente in una certa direzione bruciavano le bandiere degli americani che erano impegnati nella drammatica guerra del Vietnam. E naturalmente non voglio assolutamente fare analisi di nessun genere dal punto di vista politico, voglio dire che questo atto, molte volte il bruciare le bandiere è proprio questo atto di protesta. Qui non c'è nessun atto di protesta, c'è una lezione proprio molto delicata, una grande attenzione. Il punto di riferimento numero 7 mi porta a considerare che la saggezza, la risposta, produce ulteriore crescita. Quindi i discepoli si moltiplicano, ma qui si moltiplicano ulteriormente perché la soluzione adottata, cioè la creazione dei 7, è una situazione saggia. Quindi è stato molto saggio che sia stata adottata questa soluzione
Il punto di riferimento numero 8 mi porta a scrivere: bisogna parlare dell'Evangelo senza timidezza. Stefano non è un tale che dice: guarda, io cerco di comportarmi bene, di fare il bravo ragazzo, così tutti si accorgeranno che io sono un cristiano. Stefano è un operatore della parola, è un operaio che si sporca le mani in prima misura e che dice Gesù Cristo è il Signore. Gesù Cristo è il superamento del Tempio. Quello che è avvenuto finora è avvenuto finora perché la storia della parola di Dio ha voluto questo, il Signore ha voluto questo, ma il superamento del Tempio è Gesù Cristo. E ne sopporta anche le conseguenze, come vedremo nel prossimo capitolo. Come già sappiamo, le conseguenze saranno drammatiche. Quindi la nostra testimonianza è importante. La nostra testimonianza, lezione numero 10, che ci viene, numero 9, scusate, che ci viene, lo Spirito supporta la nostra testimonianza. La nostra testimonianza viene supportata dallo Spirito. Noi non siamo coloro che parlano per se stessi perché sono dei bravi oratori, ma siamo degli oratori che siamo bravi, per così dire, perché è lo Spirito che ci supporta. Per la nostra capacità non saremmo per nulla bravi e saremmo veramente risuonanti cembali, ma lo Spirito ci supporta la nostra testimonianza, dà forza, dà il sigillo, mette il timbro sulla nostra testimonianza. Il punto di riferimento numero 10 per me è un'altra lezione che mi viene: gli oppositori ci saranno sempre. Di oppositori ne troveremo sempre, ad ogni livello. Quello che noi scopriamo ogni giorno leggendo Porte Aperte, che non dobbiamo mai dimenticare, perché dobbiamo essere assolutamente solidali, almeno con la preghiera nei confronti della Chiesa perseguitata, è un problema relativo all'opposizione, ma c'è l'opposizione anche delle nostre famiglie, i nostri parenti, i nostri amici, i nostri conoscenti, delle istituzioni che fanno di tutto per impedirti delle cose. E quindi non c'è soltanto la persecuzione fisica, e Stefano lo proverà, ma c'è anche la persecuzione istituzionale, programmata. Oppositori ce ne saranno sempre. Il punto di riferimento numero 11, che fa parte sempre della mia scaletta di osservazioni, è che lo Spirito è potente. A lui non resiste. Stefano parla con potenza e lo Spirito è il timbro, e lo Spirito suggella quello che lui dice. Lo Spirito dunque è così potente che non consente a nessuno di resistere. L'ultima riflessione che vi sottopongo, che potremmo numerarla appunto come numero 12, è che gli oppositori talvolta vedono e fingono di non vedere. È vero che qualche volta gli oppositori sono stati accecati, perché il Dio di questo mondo, sta scritto anche, li ha accecati, ma gli oppositori talvolta vedono che hai ragione, ma non vogliono riconoscerlo. E questa è la nota più triste che ci induce a concludere. Ma nota triste, perché triste? Cristo è vincitore, Cristo è sopra ogni cosa, quindi non abbiamo timore di nulla. Abbiamo soltanto il timore di lasciarci intimidire dalla nostra timidezza. E quindi facciamo come Stefano, diciamo apertamente, in tempo e fuori di tempo, che Cristo è il Signore. Ci lasciamo con queste considerazioni. Coloro che ci seguono e che non partecipano alla nostra riflessione successiva, li salutiamo ugualmente con affetto e vogliamo anche ricordare che la sede della Chiesa Cristiana Evangelica di Udine, dall'ambito della quale stiamo facendo queste
stiamo affrontando questi momenti online, si trova in via Croazia a Udine e siamo nella zona di Partidor. Venite a trovarci, vi aspettiamo. Soprattutto una sollecitazione a coloro che appartengono alla nostra comunità: è necessario trovarci in chiesa, è necessario condividere il pane e il vino se siamo in comunione, se no non ha senso. Ma se siamo in comunione non siamo assenti, a meno che non ci siano dei motivi validi o ci sia la meritata vacanza che tutti aspettano. Dunque, ecco che ci diamo l'appuntamento ai prossimi incontri qui sul web. Arrivederci, buona serata, Signore ci benedica tutti.